Scusate se me ne sono andata via così, in fretta e furia, senza salutare, senza farmi fotografare e nemmeno filmare, senza lasciarmi intervistare e senza essere andata alle feste dove pure mi avevano invitata. Il Redentore no, il Redentore l'ho visto, stavo bella quieta nel canale dell'Orfanello, nascosta dietro a una bricola. Sì, i fuochi mi hanno spaventato un po', ma mi sono piaciuti tantissimo. Poi ho proprio dovuto andare via. Mi spiace, non ce la facevo più, non ne potevo proprio più. Comincia così la lettera che la Foca di Venezia ha lasciato ai veneziani. L'ha trovata Tino Spassin, nel suo giro del mattino in campo San Pantalone, vicino alla tabella di pietra che indica le lunghezze minime consentite dei pesci messi in vendita al mercato. Era scritta su una carta lucida pergamenata con una grafia minuscola e irregolare, dentro a una busta verdognola fatta di qualcosa che sembravano alghe, e raccontava le peripezie che le erano accadute da quando aveva deciso di coronare il suo sogno, visitare Venezia. La prima disavventura, che non era ancora entrata in città, le capitò alla bocca di porto di San Nicolò, mentre nuotava sul dorso e faceva 1000 giravolte, felice come una Pasqua. Ma all'improvviso sentì come un gran risucchio e per poco non finì sbriciolata dalle pale di un'elica gigantesca che apparteneva a una grande nave da crociera in arrivo. Non mi ero ancora ripreso del terribile spavento quando sentii una gran botta al fondo schiena, come una tremenda sculacciata. E mentre volavo via lontano, a decine di metri di distanza, feci appena in tempo a vedere con la coda dell'occhio che si trattava di una specie di padellone che si dimenava furiosamente a pelo d'acqua. Gli uomini che mi raccolsero e che volevano vendermi, pensate, un parco acquatico di Jesolo, furono molto gentili con me. Infatti mi offrirono una borsa piena di pesce freschissimo, a condizione che io non andassi in giro a dire che quella paratoia, così mi dissero che si chiamava il padellone, si era messa in moto da sola. Era niente in confronto a quello che le capitò nel bacino di San Marco, dove fu presa al lazzo dal gabbiere di una nave pirata, o almeno sembrava tale, il quale pretendeva che lei nuotasse intorno alla chiglia, legata ad una corda, e tenendo l'equilibrio sul naso dei piatti, dei bicchieri, delle palline, per far divertire gli ospiti che aveva a bordo. Riuscì a fuggire grazie a un vecchio trucco, ma la via Libertà durò poco, molto poco, perché appena entrai nel Canal Grande venni colpita alla testa, qui ho ancora il bozzo, dal remo di una gondola durante una battaglia furibonda fra gondolieri e turisti, e finì che mi ritrovai nella cucina un po' olezzante di un ristorante cinese, dove un cuoco con la faccia da pesce pagliasso pretendeva di cucinarmi, in umido e con la polenta. Lo minacciai con un coltellaccio e corsi fuori. Fu così che una scia di profumo quasi irresistibile portò la foca al mercato del pesce di Rialto. Lì avrei trovato qualcosa di buono, anzi di buonissimo da mettere sotto i denti, pensavo. Ma si sbagliava ancora una volta, perché quando i pescivendoli la videro arrivare dal Rio, si affrettarono a cercare di pescarla in tutti i modi, con ami, con lenze, con reti, con fiocine, persino con fucili e bombe a mano, per metterle in vendita insieme ai folpi e agli otregani. Questa costerà anche più del bisato, sentì uno che gridava. Non ce la faceva davvero più, poverina. Quando l'acqua si avvelenò e tutti i pesci le morirono intorno, decise di partire, di tornare al suo scoglio laggiù a Lussino. Venezia è bellissima nonostante tutto, scrive adesso. Un giorno forse, chissà, ci rivedremo. Ma per piacere non chiamatemi Printil, sembra il nome di un lucido da scarpe. Datemi un nome più bello, più veneziano, ecco, Lucrezia per esempio, come la scrittrice Lucrezia Marinelli. Si può dire che fu la prima scrittrice femminista della storia e venne sepolta, pensate, proprio qui a San Pantalone. Lucrezia, la Foca di Venezia, suona anche bene, no?